Lance Verona nasce nel dopoguerra, nel 1946, con l'incontro fra un gruppo di imprenditori che nella fase della ricostruzione post-bellica hanno voluto mettersi assieme per poter affrontare le sfide che la ricostruzione portava, e non erano semplici, erano importanti, e perciò hanno trovato il modo di collaborare, di fare sinergia, di fare squadra per poter affrontare sia le tematiche costruttive che le tematiche già allora burocratiche e amministrative che ci dovevamo affrontare. Ed è nata questa associazione per dare un aiuto e far crescere le imprese dando servizi e nuove iniziative. Lance si occupa a 360 gradi di tutti gli argomenti che riguardano il settore dell'edilizia e l'industria delle costruzioni. Andiamo dalla programmazione degli interventi, dalla gestione delle operazioni proprio pratiche dei cantieri. Noi abbiamo servizi e diamo servizi a imprese come gestione del cantiere sui piani finanziari per gli investimenti, diamo assistenza invece diretta per quanto riguarda la formazione dei nostri lavoratori, diamo assistenza per quanto riguarda la contribuzione dei nostri lavoratori, facciamo i contratti, sottoscriviamo i contratti collettivi nazionali e territoriali, poi diamo tutta un'assistenza alle imprese che fanno i lavori pubblici per accompagnarle nel percorso di confronto e di raffronto con le amministrazioni pubbliche. Nello stesso tempo collaboriamo con gli enti pubblici, con le altre associazioni per lo sviluppo della città, per lo sviluppo della nostra provincia. Oltre a seguire tutti gli aspetti che ho appena detto, che non cambiano perché alla base del nostro settore industriale abbiamo dei punti fondamentali che sono quello dei lavori pubblici, il sindacale che è quello che segue la contrattazione e quello che riguarda la finanza e la sostenibilità delle aziende. Poi c'è tutto il nuovo futuro che si sta orientando nel nostro settore. In particolare noi stiamo affrontando molto a livello sia di accompagnamento legislativo ma anche di formazione delle nostre imprese sulla nuova sostenibilità dell'edilizia. La direttiva Green che ci arriverà dall'Europa ci chiama degli impegni, dobbiamo soddisfare dei requisiti che ci vengono chiesti ESG per quanto riguarda la gestione dei materiali sia di acquisto che le catene a breve chilometraggio e poi anche tutto il riciclo dei materiali. E poi continuiamo sul futuro che sta impattando anche nel nostro settore. Abbiamo l'intelligenza artificiale che si è affacciata e che impatterà in maniera importante. Stiamo già sviluppando un percorso per le nostre imprese e già anche collaborando con istituti per vedere di essere pronti a questa nuova sfida. È una domanda che ogni sera ci viene la voglia di dire basta perché non ce la facciamo più, poi alla mattina quando ci si sveglia c'è questa volontà ma soprattutto questa passione di iniziare. Allora, l'edilizia è un mondo particolare, l'edilizia ti dà quella possibilità di vedere eseguito quello che stai facendo, quello che hai progettato, quello che hai in mente, quello che vuoi lasciare a chi poi seguirà nella vita dell'azienda ma anche nella vita della città e nella vita del territorio. E questo secondo me è una cosa che anche a me è rimasta particolare. Io mi ricordo quando ero bambino che seguivo i muratori e andando sul posto di lavoro mi dicevano: vedi, questo l'ho costruito io, questo l'ho costruito io, questo con tuo papà ero assieme io. E questa appartenenza all'azienda ma anche al creare quello che vediamo all'esterno è forse il punto più di passione che più ci prende ogni giorno e ogni volta per ripartire e investire sempre di più.